Mi chiamo Beatrice Eleuteri e sono una dottoranda del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Roma III, membro della Commissione Biblioteche Scolastiche e Centri Risorse Educative dell'Associazione Italiana Biblioteche e collaboratrice di Fondazione AIDA. Lingua e narrazione vanno di pari passo nel plasmare le nostre reti di significato e alimentare la capacità creativa e di risoluzione dei problemi, e questo è particolarmente importante proprio nei primi anni di vita, quando quelle reti e quelle abilità sono in piena acquisizione e ogni stimolo è portatore di migliaia di nuove connessioni ogni momento. Letteratura, quindi film, arti visive, sono tutti tramiti attraverso cui le narrazioni archetipiche del mondo continuano a fluire, ma niente come il teatro riesce a riconnettersi a quel nucleo primordiale di racconto del focolare, di voce viva e interagente con coloro i quali sono disposti ad ascoltarla. Le nuove circostanze poi ci hanno letteralmente costretti a confrontarci con le vere potenzialità di mezzi che avremmo voluto forse continuare a considerare opzionali, accessori, rendendo evidente quanto le tecnologie informatiche siano diventate parte integrante del nostro modo di interfacciarsi col mondo, che è un mondo ibrido, sia fisico che digitale, in cui si svolge la nostra esistenza di umani interconnessi. Diciamo che on life è il termine coniato per questo tipo di mondo, è stato coniato dal filosofo dell'informazione Luciano Floridi e si affianca ad altri termini come per esempio phygital e a diverse teorie sul modo migliore di interpretare la nuova fluidità delle esperienze umane nella società della comunicazione e dell'informazione. Si tratta di una cultura del digitale che abbraccia la fisicità dell'analogico, senza più far finta di poter mantenere separati i due mondi che ormai si intersecano inevitabilmente. Un esempio delle potenzialità di questa modalità ibrida di fruizione del mondo digitale fin da piccolissimi è il progetto di Teatro on Life di Fondazione AIDA, che si propone un tipo di esperienza che passa dal digitale al sensoriale attraverso una voce narrante che introduce i piccoli spettatori e attori in stanze segrete da ricreare nelle loro case ed esplorare con la guida del racconto. È il teatro che bussa alla porta delle famiglie, è un'esperienza multisensoriale per viaggiare e immaginare insieme mondi fantastici, proprio come facevamo migliaia di anni fa davanti al focolare.